4 figli. In Calabria controlli eccezionali soprattutto nelle stazioni, mentre per le strade continuano a riapparire i tavolini di bar e ristoranti e prosegue il braccio di ferro tra Regione e Governo. Gabriella Datri. Stamattina dopo 60 giorni abbiamo riaperto, stiamo gestendo la situazione rispettando tutte le norme di sicurezza. I primi bar hanno riaperto da qualche giorno, ma la ripartenza è lenta. Tra i tavolini sistemati all'esterno di clienti se ne vedono pochi. Nella Calabria, che anticipa la fase 2 per bar e ristoranti, vince ancora la paura del contagio. Si ordina fuori dal locale, il caffè è servito sulla porta d'ingresso. Sia economicamente che fisicamente non se ne poteva più. Un segnale di fiducia, l'ha definito la Presidente Iole Santelli, l'ordinanza che libera bar e ristoranti e che è alla base di un duro scontro istituzionale. Il governo ha deciso di impugnarla, ma la governatrice della Calabria tira dritto. Noi non sappiamo come muoverci, a quale decreto dobbiamo attenerci, o a quello della Santelli o a quello nazionale. Massima allerta per i rientri di studenti e lavoratori bloccati dal lockdown nelle regioni del nord. I 7.000 si sono già prenotati sul portale della regione, 3.500 quelli che faranno ritorno nella giornata. Per loro obbligo di tampone e quarantena domiciliare che può essere interrotta se l'esito del test risultasse negativo. Sulle autostrade il traffico è regolare, l'incremento c'è stato, ma soprattutto questa mattina ci aggiorna dalla società Autostrade la nostra inviata Elena Malizia. Buongiorno Elena.